Sindaco Maset, oggi a San Fior la festa delle associazioni, importante ritrovarsi dopo il lungo lockdown, dopo la fase più critica dell'emergenza coronavirus, ritrovarsi in sicurezza. Certo, io non voglio ripetere i soliti refrain con le associazioni e quant'altro, dico solo che al punto primo del nostro programma elettorale c'era uno sviluppo del volontariato, della solidarietà e quindi praticamente cercare di coniugare lo slogan che la Coop ha adottato, il comune siamo noi, quindi per noi questa è una festa importante e anche se con il Covid abbiamo quindi organizzato per bene e coinvolto le nostre associazioni per ribadire ancora una volta che se ci aiutiamo siamo sicuri che miglioriamo la nostra convivenza e la nostra comunità. Abbiamo anche la definizione del paese delle associazioni, comunque le associazioni sono oltre 35 e si tratta proprio di animarle perché il problema più importante secondo me è che si colleghino e che collaborino anche tra loro. Quindi il salto in avanti è proprio di coordinare tutta questa potenzialità e migliorare proprio il senso di comunità. Vice Sindaco Brescacin, è sempre importante ritrovarsi tutti insieme con le associazioni all'interno di una comunità come quella di San Fior, però è anche molto difficile a livello organizzativo con nuove normative per il Covid. Assolutamente sì, è stato difficile, però la fortuna nostra è che effettivamente c'è un bel gruppo di associazioni che mi hanno aiutato e supportato, nonché appunto tutto il comune, l'amministrazione. Insomma siamo qui, abbiamo superato le prime difficoltà, abbiamo attivato tutti i protocolli anti-Covid e adesso ci auguriamo che tutto vada bene. Prima di decidere mi sono riunita con tutte le associazioni e sono stata molto felice di apprendere, a parte qualche associazione, che insomma tutti erano d'accordo sul da farsi. Ed eccoci qua, quindi hanno dato massima disponibilità, poi io ho messo tutto insieme, ho collegato e adesso siamo pronti per far vedere che esiste una realtà bella associativa e soprattutto che stiamo cominciando a creare una rete tra le associazioni, è la cosa più importante, perché attraverso la rete, attraverso la collaborazione tra le associazioni riusciremo ad avere più volontariato e quindi maggiori servizi per la cittadinanza. Buongiorno, sono Maschio Maximilian, sono un allenatore dei Tiger San Fior, un'associazione di pallacanestro. Siamo qui a San Fior e vi aspettiamo se volete venire. Buongiorno a tutti, io sono Michele Magagnin, faccio parte del centro Taekwondo Vittorio Veneto. Sono l'allenatore che segue la sezione qui di San Fior, insegniamo il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle 19:30 per i bambini in linea di massima dai 5 agli 11 anni. Essere qui oggi è molto importante per noi, prima cosa per farsi sempre più conoscere alla popolazione e anche per mettere in evidenza quello che noi facciamo durante l'anno. Ecco, questo è molto importante perché gli alpini, a dire la verità, sono abituati a fare e tacere e poi dimostrano con i fatti quello che fanno. Ecco. Noi siamo una società agricola, i Sette Capretti, siamo un allevamento di capre, un'azienda agricola, una fattoria didattica e ci troviamo a San Fior di Sotto e ci potete trovare sulla nostra pagina Facebook oppure sulla nostra pagina WhatsApp, i Sette Capretti. Noi siamo il Team Italia, Studio Danze Treviso, con sede a Villorba. Facciamo danza sportiva e non solo, qualsiasi tipo di danza, dalla moderna alle danze standard, al ballo latino, alle danze nazionali e via dicendo. Presidente nostro è Desiderio e Alessandro Camerotto, io sono Leonardo Favero e gestisco la sede qui di San Fior. Allora, Michele Vicentin dell'associazione Contatto, siamo nati da poco proprio per aiutare le persone nel momento critico del lockdown e quindi nel momento che gli anziani non potevano fare dei consegne o portare i malati in ospedale, noi ci siamo attivati per poterlo fare. Io sono Marco Fantuzzi, sono vicepresidente di ASD Free Sport and Movement, siamo presenti a San Fior con il Tang Soo Do e abbiamo la nostra sede centrale a Conegliano in via Piuti al numero 7.
Buongiorno, io sono Nave Stefano, presidente del coro Pradevai. Il nostro coro è nato 25 anni fa, è un gruppo di appassionati di buon canto. Ci troviamo in piazza Marconi, abbiamo una sede per fare delle prove 2 volte alla settimana. Buongiorno a tutti, noi siamo la SD Running Team Sanfior e operiamo dal 2012. La nostra associazione propone corsi di corsa, di camminata, e coadiuvati da corsi di stretching, pilates, potenziamento, e siamo seguiti da 2 allenatori. Ci troviamo 3 volte alla settimana in campo sportivo a Sanfior, dalle 7 alle 8 di sera. Chi vuole associarsi o venire a vedere cosa facciamo ci trova lì. Sono il vicepresidente della Sanfiorese, società ciclistica di Sanfior ovviamente, e facciamo attività giovanile dai 7 anni ai 16 anni, in pratica giovanissimi fino ad arrivare ai allievi praticamente. Allora, buongiorno, io sono Tonon Sandro e rappresento sono il presidente della società Futsal All Blacks Sanfior. Una squadra di calcio a 5 che è nata nel 2005, quindi ha già 15 anni. Giochiamo con una rappresentativa in Serie D, FIGC, la prima squadra, e poi abbiamo tutto un settore giovanile di circa una 50ina di ragazzi. Io sono Bontempo Marisa e sono presidente dell'Associazione Musicale Sanfiorese e dell'Associazione Ago, Filo e Fantasia. Sono Franco Biz, l'ultimo rimasto dell'Associazione Cresci Insieme, fondatore nel 2007. Siamo un gruppo di genitori preposti per organizzare degli eventi finalizzati per sostenere delle iniziative per le scuole elementari e anche medie del comune di Sanfior. Buongiorno, sono Mario Franzato, in questo momento rappresento l'Avis comunale di Sanfior e noi abbiamo colto questa bella opportunità per conoscere le persone e per farci conoscere. Sono Brescacin Massimo, sono referente della Pallamano Sanfior, una società che è nata nel 2019, che opera nel campo del tessuto sociale di Sanfior già da 30 anni. Noi l'abbiamo rilanciata dopo che era stata fermata per motivi vari. La nostra presenza è molto importante perché la nostra è un'associazione di promozione sociale ma anche culturale. I corsi vengono fatti qui a Sanfior, quindi la nostra sede è facilmente accessibile. Sono Silvano Zanette, sono servitore insegnante del club dell'ACAD che c'è qui a Sanfior. Facciamo una riunione settimanale ogni mercoledì sera alle 7:30. Siamo un bel gruppo, un gruppo di amici che tutti quanti hanno lo stesso problema, una dipendenza, e quindi sì, a vicenda, ci sosteniamo a vicenda, vediamo che da tanti anni funziona bene e quindi continuiamo con fiducia.